Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Sono 13 medici dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì in provincia di Agrigento iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Secondo l'accusa avrebbero provocato la morte di una bimba in grembo della madre. Il pubblico ministero di Agrigento, Paola Vetro, ha disposto l'autopsia alla morte avvenuta lo scorso 27 dicembre. Incidente stradale ieri sera poco dopo le 21 a Siracusa in via Augusta, uno scontro frontale che ha visto coinvolte due auto la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno estratto un ragazzo rimasto incastrato tra le lamiere, è stato poi trasferito in ospedale. È morto Biagio Conte dopo mesi di lotta contro il cancro. Conte, il missionario amato da tutti, era nato a Palermo 59 anni fa. Ha dato vita alla missione di speranza e carità per cercare di rispondere alle drammatiche situazioni di povertà e di emarginazione nella sua città natale. Stato di agitazione della categoria e un primo sciopero il 25 e il 26 gennaio per i benzinai. I gestori in una nota lamentano la ondata di fango contro la categoria di onesti lavoratori, dicono, e intendono ristabilire la verità. Ovviamente in riferimento al caro benzina di questi giorni. Grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.